Dottoressa Montanaro, un riconoscimento che si aspettava di avere, insomma, al suo lavoro, a tutto quello che fa insieme al suo gruppo di lavoro qui per la città vecchia. No, veramente è stata una sorpresa, una gradita sorpresa devo dire, e sì, mi fa piacere comunque che il lavoro svolto dall'intero ufficio, non solo dalla sottoscritta, venga in qualche modo riconosciuto e soprattutto mi ha fatto piacere anche che questo riconoscimento venisse un po' associato a quello che è il riconoscimento del coraggio delle madri che in qualche modo prendono le distanze da realtà criminali per tutelare i loro figli. Qual è la situazione in città vecchia in questo momento? Dal suo osservatorio, quando si parla tanto di emergenza educativa a livello nazionale, lo possiamo associare anche alla nostra città e a questa zona della città? Ci sono dei miglioramenti? Beh, chiaramente quando parliamo di una situazione di disagio minorile la nostra città non fa eccezione, ma anche perché non possiamo non considerare che, le situazioni del disagio sono collegate anche alle crisi di natura economica e sociale e la nostra città comunque, il nostro territorio, diciamo patisce una situazione di crisi in cui, chiaramente è più facile per i ragazzi, diciamo, essere anche in qualche modo coinvolti in attività di tipo devianti. La nostra attività comunque è incessante, soprattutto la nostra attività di prevenzione, non solo quella di repressione per quanto riguarda i nostri ragazzi e devo dire però che nonostante le difficoltà e le situazioni che chiaramente si manifestano e sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo comunque dei miglioramenti. Ad esempio sotto il profilo dell'evasione dell'obbligo scolastico o formativo, i numeri sono ancora alti, ma il trend è in miglioramento. Quindi diciamo questa azione continua di controllo, di supporto anche attraverso i servizi sta dando i suoi frutti, così come molteplici sono i progetti di rieducazione che sono messi in campo non soltanto in ambito penale, ma anche in ambito civile a livello preventivo. A questo proposito parla proprio di servizi. Quali sono i servizi che in questo momento ritenete urgenti e state offrendo? Ma, noi svolgiamo una serie di attività in collaborazione con i servizi sociali territoriali, con i servizi ministeriali in ambito penale, oltre che con una serie di, diciamo servizi sociosanitari, anche tipo quelli della ASL, il servizio di psicologia, il servizio di neuropsichiatria infantile. Sono tutti percorsi di sostegno di carattere economico, educativo, sanitario, che vengono assicurati attraverso i provvedimenti e gli interventi del Tribunale per i minorenni sollecitati appunto dalla Procura. Devo dire che negli ultimi periodi la necessità degli interventi anche dei servizi sanitari è aumentata e piuttosto sarebbe auspicabile un potenziamento dell'organico sia per quanto riguarda i servizi sociali territoriali che per quanto riguarda i servizi sanitari. L'ultima cosa, un augurio, quello che si aspetta, insomma, e vorrebbe per i prossimi mesi o anche nel medio termine. Ma, sicuramente un intervento da auspicare anche al più presto possibile è un concreto e massivo aiuto per le famiglie, perché, le situazioni di disagio non possono essere trattate, non considerando il disagio che vive l'intero nucleo familiare. Quindi il supporto per le famiglie sia di tipo economico che di tipo sociale, di intervento, è fondamentale a mio parere per veramente arrivare al cuore del problema.